Storia di vino e il Friuli Venezia Giulia. Oggi parliamo di vini autoctoni e vini alloctoni, ovvero insomma una definizione che molto spesso è sfuggevole, ovvero vini che sono nati e cresciuti o che per tanto tempo vengono sviluppati in un luogo o vini che sono internazionali e vengono importati in un luogo. Questo racconta molto di quanto il vino possa veramente rappresentare quello che anche noi umani un po' siamo. Ovvero, siamo noi davvero autoctoni di qualcosa? Ovvero, cresciamo davvero in un posto e possiamo dire di appartenere a questo posto? O è la terra a dettarlo? Vi voglio raccontare una storia, che è la storia del Merlot. Oggi abbiamo qui un vino che poi assaggeremo anche. Io ho un Merlot Riserva di Gigante, un grande vino. Il fatto che sia un Merlot Riserva già ci dice molto, ovvero questo è un vino che è pensato per un invecchiamento, che possa avere un'evoluzione, non è bello usare invecchiamento. Ma il Merlot un tempo era comunque considerato un vino di una zona di comfort. Noi, i friulani, bevono Merlot quasi parlandone alla friulana, ovvero Merlot, come se esso fosse un nome vero e proprio friulano. Tant'è vero che quando si ordina senza sapere bene quello che si vuole ordinare, si chiede un merlot generico. Un tempo esso era il vino che stava sulle tavole delle case, un vino veramente che poteva non essere ragionato più di tanto, mentre la sua nobiltà, che viene richiamata anche dalla Francia quando arriva, è molto grande attorno al mondo ed è molto grande anche qui nel Friuli. Vedete, il Merlot arriva qua nel 1880, si può dire che è un emigrante che ha imparato a parlare friulano. Così come tante altre persone qui da Friuli sono emigrate, magari in Francia, da dove esso arriva, e hanno poi imparato a parlare francese e continuano a tornare in Friuli in vacanza, continuando ad avere quell'accento francese ma parlando ancora friulano. Ecco, il Friuli come terra di emigranti potrebbe insegnare molto a tante zone, ma anche i vini sono un po' gli emigranti. Il Friuli è una terra di accoglienza enorme per i vini, perché è il luogo in Italia dove ci sono il maggior numero di vitigni che arrivano da altri stati, da altre zone, soprattutto dalla Francia, ma anche un luogo di accoglienza. Il vino sa farsi accogliere dalla terra e la terra decide chi accogliere o meno. Tant'è vero che ci potrebbero essere anche altri vitigni se così non fosse. La terra decide come può crescere e come può essere vocata per far crescere un vino o meno. Non è mai l'uomo a farlo e se lo fa molto spesso sbaglia. Un giorno un contadino mi ha detto il 95% del lavoro fatto su un vino lo fa la terra e il 5% del lavoro lo fa il contadino ed è in quel 5% che si sbaglia. Quando noi giudichiamo una persona, che sia autoctona o meno, il 95% lo fa la nostra percezione e il 5% lo fa quello che è più profondo in noi, l'identità. Un vino è molto più bravo di noi a trovare la sua identità e a trovare il suo modo di essere accolto. Impariamo dal vino ad essere noi, quello che noi dobbiamo essere, e a non fare in modo che sia qualcun altro a dirci quello che dobbiamo essere.